Quando senti dire Domus de Janas, pensa a questo. Nessun autore antico le chiama così. Nei testi antichi e nei padri della storia sarda Fara e Arca non esistono case delle fate. Esistono grotte, ipogei, caverne artificiali, dimore sotterranee. Nell'Ottocento, per esempio, Vittorio Angius descrive caverne artificiali che paiono antiche sepolture accanto ai nuraghi. Ma il nome Domus de Janas non c'è. Quel nome arriva dopo. E quando cambia il nome, cambia anche il senso, da struttura reale a favola per bambini. Se seguiamo la cronologia in anno mundi, usata da Lucidus, Fara e Arca, il diluvio è all'anno 1657 dalla creazione, cioè circa 4329 anni fa rispetto a noi. E Fara scrive che dopo il diluvio, la Sardegna entra in una lunga Sardinia solitudo. L'isola è vuota per 560 anni, prima di essere ripopolata da figure come Phorcus, l'Eracle egizio, e Iolao. E prima del diluvio, invece, gli stessi testi parlano di giganti armati, umani delle prime fasi, mostri e stirpi mescolate. Il diluvio arriva per fermare quella degenerazione. Gli autori greci, molto dopo, non parlano di fate. Parlano di popoli che in Sardegna si difendono rifugiandosi in abitazioni sotterranee, con cunicoli e passaggi nascosti. Il sotterraneo è una tecnologia di sopravvivenza, non una fiaba. Nel Novecento, con Lilliu, tutto viene chiuso nella formula tomba ipogeica prenuragica. È un pezzo del vero, ma taglia fuori tutto il resto. Il risultato? Dal Novecento in poi ci ritroviamo a chiamare queste strutture case delle fate, mentre i testi ci parlano di diluvio, giganti, colonizzazioni sacre e rifugi sotterranei. Una terra che chiama case delle fate le proprie ferite di pietra non perde solo la memoria del passato, perde la possibilità di riconoscersi davvero, perché ogni volta che accettiamo una fiaba al posto della storia, non stiamo nascondendo le grotte, stiamo cancellando la nostra memoria. Grazie a tutti e al prossimo video.